No, Fritz, non devi più fermarmi, non puoi. È evidente che io sarei la tua perdita. Lo so che non sei vile e che non hai paura della polizia, ma c'è di peggio. Non ti metteranno in un campo di concentramento, ma ti vieteranno l'accesso alla clinica domani o dopodomani. Allora non mi dirai niente, ma ti ammalerai. Non voglio vederti girare per casa a sfogliare riviste. Parto per puro egoismo, non per altro. E non dire niente. Non dire che non sei cambiato, non è vero. La settimana scorsa hai detto molto obiettivamente che la percentuale degli scienziati ebrei non è poi tanto alta. E poi, perché mi dici sempre che non ho mai sentito il nazionalismo ebraico come oggi? Lo sento, è un contagio. Non ti ho detto che volevo andarmene già da molto tempo perché non riesco a parlare quando ci sei tu, Fritz. E poi è talmente inutile parlare. È già tutto stabilito. Ma che cosa vogliono? Che cosa hanno? Che cosa gli ho fatto? Non mi sono mai occupata di politica. Era per Talman. Sono una di quelle signore della borghesia, con una bella casa, dei camerieri, e tutto a un tratto è una parte che possono recitare solo le bionde. Negli ultimi tempi ho pensato spesso a quello che mi dicevi anni fa. Sì, che ci sono persone che valgono e persone che valgono meno, e che ai primi, se hanno il diabete, si dà l'insulina e agli altri no. E mi sembrava naturale. Che sciocca sono stata. E adesso hanno fatto una nuova suddivisione dello stesso genere e mi hanno messo tra quelli che non hanno valore. Beh, mi sta. Sì, faccio le valigie. E non far finta di non aver capito niente in questi ultimi giorni, Fritz. Posso sopportare tutto tranne questo. Che nelle ultime ore che ci restano non ci guardiamo dritto negli occhi. Ma almeno questa soddisfazione non dobbiamo darla a quei bugiardi che ci costringono a mentire. 10 anni fa, quando qualcuno diceva che non si notava affatto che io fossi ebrea, tu aggiungevi, altro che, era una cosa che mi faceva piacere, era sincerità. Perché non avere adesso il coraggio di dire le cose che mi stanno? Faccio le valigie perché altrimenti tu non sarai più in mano, perché quelli nella clinica già ti salutano a stento e perché la notte non riesci più a dormire. Non voglio che tu mi dica che non devo partire. Anzi, mi affretto perché non voglio che un giorno o l'altro tu debba dirmi: devi andartene. È solo una questione di tempo. Dura più o meno come un guanto. Ce ne sono di buoni che valgono anche un pezzo, ma mai eternamente. Eppure non sono nemmeno arrabbiata. No,
Per la verità lo sono. Perché devo sopportare tutto quanto? Cosa c'è di male nella forma del mio naso? Nel colore dei miei capelli? E devo lasciare la città dove sono nata perché quelli possano risparmiare dal burro? Ma che razza di uomini siete? Sì, anche tu. Siete capaci di inventare la teoria dei quanta, il Trendelenburg, e lasciate che dei barbari vi ordinino di conquistare il mondo e vi proibiscano di tenervi la moglie che vorreste avere. Siete dei mostri, delle capille di mostri. Sì, non è ragionevole da parte mia. Ma che cosa serve la ragione in un mondo simile? Tu te ne stai lì seduto, vedi tua moglie che fa le valigie e non dici niente. Ma voi altri non dite niente. Gli uni stanno ad ascoltare e gli altri tacciono. Che schifo. Anch'io dovrei tacere. Se ti amassi, tacerei. Ma io ti amo sul serio, Fritz. Passami quella biancheria, e biancheria fine ne avrò bisogno. Non sono ancora vecchia, ma molto tempo per fare delle prove non me ne rimane. Nel paese dove andrò non deve più succedermi niente di simile. Se trovo un nuovo marito devo sapermelo tenere. E non dire che mi manderai del denaro, sai che non è possibile. E non dire che è una cosa che durerà per poche settimane. Questa non è una situazione che può durare poche settimane. Lo sai tu e lo so anch'io. E non parlarmi di disgrazia. Parlami di scandalo.